In arrivo in Veneto l'assistente di quartiere per gli anziani soli, una figura destinata a rivoluzionare il sistema di aiuto e supporto per tutti quei nonni che hanno bisogno di essere parzialmente accuditi. Il progetto è stato illustrato dal presidente del Veneto Alberto Stefani, già al lavoro con l'assessora sociale Paola Roma. Gli operatori di quartiere saranno formati dalla Regione Veneto ed iscritti in un apposito albo. Rappresentano una soluzione innovativa per soddisfare le nuove esigenze sociali di anziani e soggetti non totalmente autosufficienti che peraltro non sempre possono permettersi una figura esclusiva. Si legge nella presentazione dell'iniziativa da parte dello stesso Stefani. Reperibili sempre, vicini operativi flessibili, ogni giorno assicureranno una serie di servizi primari fondamentali in condivisione tra più utenti, riducendo quindi drasticamente i costi in capo alle famiglie, in collaborazione con famiglie, associazioni e operatori sociosanitari esistenti e ove presente il SAD. Sfrutteranno anche gli strumenti di monitoraggio che la tecnologia mette a disposizione e si adopereranno per garantire accessi prolungati e ripetuti durante l'arco della giornata. Sono figure, aggiunge Stefani, che abbiamo individuato prendendo spunto da due esperienze concrete, quella del community care in Giappone e degli hub tecnologici in Svezia, che sommano affidabilità, certificazione dell'attività svolta e qualità. Obiettivo, conclude Stefani, è che la nostra comunità sia sempre più vicina alle esigenze delle persone anziane o parzialmente non autosufficienti e non lasci indietro nessuno. Un approccio questo al tema dell'assistenza domiciliare che prende in considerazione il mutamento delle esigenze di una popolazione che invecchia e che non dispone di mezzi a sufficienza per affrontare rette proibitive per la maggior parte delle famiglie. L'assistenza è un diritto e per essere tale deve essere anche sostenibile economicamente. È un primo passo anche per una regolamentazione del sistema delle badanti sempre più oneroso H24 sia per gli anziani assistiti sia anche per chi opera. Una migliore organizzazione con turni di lavoro di 8 ore quotidiane può far avvicinare alla professione creando sbocchi occupazionali inattesi e anche umanamente sostenibili.